Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettaciomercato Batman napoletano. Prima di tutto, prima di incominciare il video, devo dire due cose. La prima è che, come avete visto nel post di prima, questo video uscirà alle 9:30 e non alle 8, 8:30 perché ieri è stato Capodanno, ma è già iniziata alle 8:45, quindi proprio fa capire. Quindi non avevo proprio genere di registrare il video, ho detto vabbè lo registrare alle 9. Vabbè, e poi devo ringraziare al ragazzo che mi ha scritto un commento sotto il video di un video di ieri, se non mi sbaglio l'ultimo video, non mi ricordo. Vabbè, e mi ha scritto delle parole molto toccanti. Ti ringrazio per il commento, ti devo ringraziare molto. Vabbè, in questo video parliamo di calciomercato. Allora, io prima di parlare di voci di mercato, direi di dire un'ufficialità, di annunciare l'ufficialità. Cioè, Pascal, scusate per la pronuncia, tifosi del Brighton, Pascal Burab, scusate se per la pronuncia, Burba o Burab, magari non so, vabbè. To Brighton, here we go. Il giocatore passa dal Brighton, dal Borussia Dortmund per 2 milioni di euro. Poi notizia sulla Juventus. Guardate, io ho fatto un piccolo taglio e cuci perché dovevo fare uno starnuto e non mi pareva il caso di farvelo in diretta. Vabbè, stavo dicendo, Juve, avevo una notizia sulla Juve, che cioè che la Juve ha iniziato i sondaggi, cioè non proprio iniziati i sondaggi, perché iniziati i sondaggi già da qualche giorno, però ha preferito non far uscire niente, ma vi posso assicurare al 100% che al momento la Juve pensa di acquistare il giocatore dell'Al-Hilal, non è, non è che era quell'altro. Vabbè, quell'altro giocatore, se mi viene in mente dopo ve lo dico, ma pensa di acquistare anche Ruben Neves, calciatore che gioca attualmente, ve l'ho detto, all'Al-Hilal in Arabia Saudita. E nei prossimi giorni, entro il 3, 4, 5 di gennaio, arriverà una nuova call tra le squadre, le due squadre, per diciamo, considerare i costi del trasferimento, del possibile trasferimento, se i costi sono, tra virgolette, giusti, se la Juventus accetta di questi costi, questi, diciamo, il titolo di trasferimento, se si deve dire anche, vedere se la Juve accetta la proposta dell'Atalanta, cioè, scusa, no, dell'Atalanta, della Lilal per un trasferimento. Perché la Lilal vorrebbe un trasferimento in prestito con diritto di riscatto a circa, nelle cifre non ve le so dire tanto, che ve l'ho detto un sondaggio, però l'Atalanta ci sta pensando ancora su questa proposta di diritto di riscatto. Vabbè, poi sia il Torino che la Fiorentina pensano ad uno scambio tra due giocatori, cioè Casadei del Torino e Mandragora della Fiorentina. Si pensa a questo scambio, ieri mi è arrivata la notizia, quindi questa qui è tra virgolette un'esclusiva, e, però vi posso confermare che entrambe le squadre in questo momento stanno lavorando per uno scambio tra i due giocatori e vedere la fattibilità dello scambio. Vabbè, poi ultime due notizie, vi parlo della Fiorentina
e poi vi parlo del Como. Allora, la Fiorentina serve, cioè è su, scusate, mi sono imbrogliato, è su Matteo Sivetti, attualmente calciatore italiano, attualmente gioca in America, si in America, all'Inter Miami. Era un sondaggio, la Fiorentina vuole vedere prima cosa fare diciamo, con lo scambio tra Casadei e Mandragora, però non è una trattativa unita, è solo, vuole prima pensare a quello e poi all'altro, e poi passare su Matteo Sivetti dell'Inter Miami. Poi ultima notizia riguardante il Como. Allora, come sapete, recentemente io ho fatto un nome per l'attacco del Napoli, cioè Artem Dovbyk. E Artem Dovbyk, oltre ad avere proposte essere anche dal Girona, un possibile ritorno al Girona, e avere anche proposte dal Napoli, ma ha una proposta di trasferimento anche al Como. Però il Como attualmente sta sondando perché sta sondando vari nomi per il sostituto di Alvaro Morata. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!